Oggi si è svolto il primo tavolo tecnico relativo al progetto proposto dall'amministrazione comunale con la presentazione alla dirigente scolastica e del garante dei diritti dell'adolescenza e dell'infanzia. Il tavolo tecnico odierno è stato composto dalle diverse realtà presenti sul territorio di Realmonte, la parrocchia, il comune, la scuola, con appunto il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Oggi si è discusso sulle potenzialità di questo territorio, ma anche di qualche criticità che è stata messa in luce per dei progetti specifici che rendano più consapevoli le famiglie e i ragazzi in ordine a delle problematiche attuali. Io, nella qualità di sindaco del comune di Realmonte, non posso che manifestare la mia enorme soddisfazione rispetto ad un tavolo proficuo dove è stata manifestata la disponibilità sia della dirigente scolastica che di Don Fabio che appunto dall'amministrazione comunale che rappresento, dove il garante ha potuto cogliere gli aspetti più urgenti e peculiari di Realmonte. Oggi veramente è un momento importante di cui siamo felici di esserci seduti a questo tavolo, di avere conosciuto il professor Pira, che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza per il comune di Realmonte, per i bambini, i ragazzi della città di Realmonte, e quindi come scuola siamo pronti, siamo impegnati a poter creare dei percorsi, a poter collaborare, a far fronte ai fini proprio della coesione sociale tra tutte le istituzioni. Oggi è stato il mio esordio da garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e devo dire un ottimo esordio, potremmo dire buono alla prima, perché abbiamo capito che c'è un'unità di intenti per lavorare sul territorio e con il territorio su progetti che mettano al centro i bambini, gli adolescenti e li rendano protagonisti di un territorio che ha tantissime bellezze e che può esprimere tantissima bellezza. Quindi credo che il lavoro che progetteremo nei prossimi mesi sarà un lavoro che ci permetterà di affrontare questo momento di emergenza educativa con le dovute cautele, ma anche con tanta buona volontà e dei progetti che saranno, speriamo, all'altezza di quello che ci chiede il territorio. Ecco, abbiamo iniziato questo percorso, possiamo dire, formativo con la scuola, con il sindaco e il professore Pira e anche con la Chiesa, perché la formazione soprattutto degli adulti aiuta ad avere un risvolto verso i ragazzi, i giovani, quindi ci auguriamo che questo percorso formativo possa formare le nuove generazioni. In un tempo si parlava proprio che il tempo che stiamo vivendo è un tempo nuovo, quindi dove il cambiamento avviene veloce, quindi abbiamo bisogno di strumenti che possiamo avere nelle mani perché ci sia un mondo migliore. Quindi ecco, l'augurio che le istituzioni, mettendoci insieme, possiamo creare un paese, una città, degli ambienti diversi e possano sempre guardare in avanti con la speranza.